Caterina Murino sarà la madrina dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Aprirà lei la mostra Lido il 30 agosto, poi condurrà la cerimonia di premiazione il 9 settembre. Classe 1977, l'attrice è nata a Cagliari. Alberto Barbera ha pescato così un altro nome di grande prestigio e di caratura internazionale per questo importante ruolo. È un immenso onore essere la madrina dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ha scritto la stessa madrina nel suo profilo Facebook non appena nella tarda mattinata di oggi è stato annunciato il suo nome. Grazie di cuore ad Alberto Barbera e alla Biennale per questo meraviglioso regalo. Ci vediamo a Venezia. Così Caterina aveva ricordato l'inizio della sua carriera qualche anno fa a Coming Soon. Sono partita dalla Sardegna per arrivare a Milano, un po' di modella, e il primo lavoro che ho preso è stato a Parigi, uno spot pubblicitario. La vita è abbastanza ironica. Sono tornata a Milano e ho detto io devo iniziare a studiare recitazione. E così ho iniziato a studiare in una scuola di teatro e sono entrata in una compagnia di teatro milanese e lì ho iniziato tutto. Racconta gli insegnamenti ricevuti da Dino Risi e il film che l'ha resa protagonista e famosa in tutto il mondo al grande pubblico è stato nel 2006 il ruolo di Solange in Casino Royale di James Bond, che ha concluso le riprese proprio in Laguna, nella nostra città. Per capire il mondo intero devi veramente vivere il mondo ed è sicuramente il regalo più grande che questo mestiere possa regalarci, capire il mondo che ci circonda e poter viaggiare per conoscere il resto del mondo.